trasmissione che è Lo Iotto delle Morte. L'edotto era novembre, ma una bella mattinata affacciai a tagliare fuori e dite che c'era una strada, tanti picciuttetti amici, di studio di fare scancare. Pensai in Geremia, ma siamo già a carnevale. Ci spiai una giovane maestra e mi disse: chi stai a Norway? Come sei stato lì a novembre? Non l'ha mai inteso, signor lei. Era nostro senza delle morte, mi devi domandare. Caro mio, si metta in testa che andiamo a giornare. E chiste, pensare, disperato, preferiscono sappofoniata americana ai nostri popoli di zucchero, fuoco canistro pieno di marturana. Con il lapito ovvio di piccerite, innocente, ma questi maestri non hanno capito niente. Di sto passo perdiamo la nostra cultura, la nostra storia e perdiamo pure la speranza, la magia e la gioia. Giuseppe Ricco Moro.